C'è Via Mare, il progetto di mobilità sostenibile tramite battelli per collegare le località del Levante con Genova e il ponente metropolitano, ma anche la completa elettrificazione del trasporto locale e il rilancio del progetto del tunnel Santa Margherita Ligure Portofino. Prende forma l'aggiornamento del piano urbano della mobilità sostenibile, il documento elaborato da Città Metropolitana di Genova in collaborazione con il Comune di Genova e quelli del territorio metropolitano. Azioni e interventi racchiusi in 7 strategie nell'ottica di una mobilità alternativa all'auto. Sul progetto Via Mare sono in corso contatti con gli uffici dell'Unione Europea e quelli del Ministero dei Trasporti per individuare finanziamenti e definire le diverse fasi progettuali. In questa fase del progetto sono stati presi in considerazione già gli approdi che sono già strutturati per poter ricevere questi servizi, come il Comune di Recco, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante, ma non si esclude che in uno sviluppo ulteriore di questo progetto non possano essere presi in considerazione altri approdi. Il PUMS, che dovrà essere approvato entro fine 2023, prevede altri interventi che migliorino i collegamenti tra Genova e tutto il territorio metropolitano. Tra questi è stata inserita la realizzazione del tunnel Santa Margherita Ligure Portofino. Un obiettivo di decongestionare la strada a mare, che dovrebbe diventare un percorso pedonale e ciclabile, quindi dare il collegamento direttamente a Santa Margherita a Portofino e al suo parcheggio interrato. Siamo a un livello di studio di fattibilità che il Comune di Portofino ha commissionato all'Università di Genova. Il piano infine indica come obiettivo l'acquisto di nuovi bus elettrici e il completamento dell'elettrificazione della flotta del trasporto pubblico anche in ambito extraurbano. Che ad oggi è già stato realizzato per la tratta Portofino-Rapallo, ma che è in fase di conclusione anche la progettazione che da Chiavari dovrebbe giungere sino a Sestri Levante, con un progetto che prevede anche l'individuazione del deposito per la ricarica degli autobus.